Il sindaco Miccichè ringrazia il Consiglio Comunale di Agrigento per la variazione di bilancio votate all'unanimità che riguardano il finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio e Seneto e dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere di Santa Croce. Nuovi ritrovamenti archeologici nell'area del ginnasio alla Valle dei Templi di Agrigento. Approvata la nuova legge sui parchi in Sicilia su proposta dell'assessore all'ambiente Giusy Savarino, finalmente una nuova governance dedicata. L'ANAS riapre al traffico il nuovo viadotto Salso verso la A19, un investimento di 19 milioni di euro. Visita dell'associazione Adiconsum al reparto pediatria dell'ospedale di Agrigento, doni pasquali per i bambini ricoverati. Durante un controllo i carabinieri hanno notato che la donna all'interno dell'auto aveva segni di violenza, ha denunciato il compagno che guidava la macchina per lesioni personali. A Palma di Montechiaro rubati i cavi di rame per un valore di 100.000 euro dell'impianto elettrico di depurazione. Per l'omicidio Sara Campanella, chiesta la perizia psichiatrica per il suo assassino. Anche l'imprenditrice agrigentina Gabriella Cucchiara tra le protagoniste della mostra Made in Italy a Roma, promossa dal ministro Urso. Presentato oggi all'Arsi il programma Muoviti 2025, tante le iniziative sportive in calendario nelle spiagge siciliane, tra cui anche Sciacca. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi giovedì 17 aprile. Il sindaco di Agrigento Miccichè apprezza il senso di responsabilità testimoniato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta tutta in riferimento ad alcuni provvedimenti approvati nell'interesse e a beneficio della comunità agrigentina, tra cui la variazione di bilancio relativa alle somme necessarie per l'impianto di illuminazione nello Stadio e Seneto e il percorso di riqualificazione del centro storico con 2,9 milioni di euro destinati alla realizzazione di alloggi popolari nella zona del quartiere Santa Croce, il nostro servizio. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè apprezza il senso di responsabilità appena testimoniato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta tutta in riferimento ad alcuni provvedimenti approvati nell'interesse a beneficio della comunità agrigentina. Il sindaco afferma: desidero ringraziare il Consiglio Comunale di Agrigento per aver votato all'unanimità la variazione di bilancio dello scorso 14 aprile relativa alle somme necessarie per l'installazione dell'impianto di illuminazione nello Stadio e Seneto. È un passaggio fondamentale per consentire entro l'anno il proseguimento di un percorso avviato dall'amministrazione comunale insieme all'assessore Principato e all'assessore al ramo Piparo, che oggi raccoglie un risultato concreto. Sul punto rivolgo altresì un ringraziamento particolare all'assessorato regionale alle infrastrutture che ha concesso il finanziamento, all'assessore regionale Alessandro Aricò, all'ingegnere Salvatore Cocina, direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile, che hanno dimostrato sensibilità e attenzione accogliendo la richiesta più volte formalizzata dal Comune di Agrigento. Illuminare lo stadio per l'amministrazione non è solo un'opera sportiva, è una scelta strategica vista la sua designazione come area di ricovero nel piano di protezione civile comunale in caso di calamità. In questa scelta, continua Miccichè, si uniscono due obiettivi: offrire alla città un impianto sportivo in grado di essere utilizzato anche in orario notturno e garantire un'infrastruttura sicura per le emergenze. Allo stesso modo, continua Miccichè, ringrazio il Consiglio Comunale per l'approvazione di altre importanti variazioni di bilancio che ci consentono così di proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione del centro storico con circa 2,9 milioni di euro destinati alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile nella zona di Santa Croce e ulteriori risorse da utilizzare per i servizi sociali grazie ai fondi del PNRR. Si lavora in silenzio, conclude Miccichè, sono i fatti a parlare e questa è la cifra della nostra amministrazione, non parole ma risultati. So bene che da fuori qualcuno tenta di sminuire quanto è stato fatto, ma c'è una città che guarda avanti, che comincia a raccogliere all'interno di una stessa legislatura i frutti di un lavoro serio, costante e coraggioso, nella cosciente convinzione che se cresce Agrigento crescono tutti i suoi cittadini, cresce il lavoro e cresce l'economia.
Nuovi ritrovamenti nell'area del ginnasio alla Valle dei Templi di Agrigento. Il servizio. Nuovi importanti ritrovamenti all'interno della Valle dei Templi svelano dettagli del passato della città che ora è Agrigento, capitale italiana della cultura. Nel contesto dell'ultima campagna di ricerca nell'area del ginnasio di Agrigento è emersa una struttura che aveva probabilmente la funzione di auditorium e di spogliatoio, come testimoniano le scritte greche, elementi che consentiranno di conoscere in modo più approfondito la storia della struttura, che è la più grande e rilevante del Mediterraneo per dimensione e cronologia. La ricerca archeologica rappresenta una priorità per la Regione in un'ottica di valorizzazione della tutela del nostro patrimonio culturale, dice l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Queste nuove scoperte confermano quale ruolo avesse la città nell'antichità e quanto vi sia ancora da portare alla luce per via del patrimonio condiviso e ancora immerso con le future generazioni. L'area era stata già oggetto di scavi tra il 1960 e il 2005 e le attività di ricerca sono ripartite nel 2020 in collaborazione con l'Università di Berlino, il Politecnico di Bari e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, coordinato dal Concetta Parello, archeologa del parco. Tra il 2022 e il 2024 sono state effettuate 3 campagne di scavo che avevano documentato l'esistenza di una palestra monumentale grazie alla presenza di 5 tegole su cui compare con il bollo delle lettere greche che significano ginnasio. La 4ª campagna di scavo ha portato al ritrovamento di un ambiente rettangolare con sedute radiali che si apriva su un ambiente particolarmente significativo, il più grande della palestra di 23 per 11 metri con banchine lungo il perimetro e un pavimento in terra battuta. L'ipotesi al momento più probabile è che quest'ultimo fosse l'apoditerion, lo spogliatoio del ginnasio, che serviva anche come auditorium per la formazione intellettuale, un'ipotesi supportata dal ritrovamento di 2 blocchi con un'iscrizione greca con lettere evidenziate in rosso su un intonaco bianco. I 2 blocchi che parlano anche di una ginnasiarca, un funzionario di spicco del ginnasio, che avrebbe finanziato con fondi propri la ristrutturazione del tetto della struttura e l'ha dedicato a Hermes ed Eracle, la divinità dei ginnasi greci. Si trovano al crollo all'interno dell'orchestra semicircolare dell'auditorium, dove un tempo insegnanti e studenti si esibivano davanti a un pubblico collegato con la grande sala. Queste scoperte, commenta il direttore del parco Roberto Sciarratta, stanno contribuendo in modo significativo a ridefinire la conoscenza del ginnasio di Agrigento, evidenziandone l'ampiezza e la complessità e facendo emergere nuove ipotesi sul ruolo che questo luogo avrebbe nella vita culturale e sociale della città antica. Le ricerche proseguiranno per approfondire ulteriormente la struttura e le funzioni del complesso. L'ARS approva la nuova legge sui parchi in Sicilia, era stata proposta dall'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Con questa normativa finalmente la Regione avrà una sua governanza dedicata. Il servizio. L'Assemblea regionale siciliana approva la nuova legge sui parchi in Sicilia che era stata proposta dall'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Con questa normativa finalmente la Sicilia avrà una sua governance. La norma approvata oggi dall'Assemblea regionale siciliana rappresenta una svolta per i parchi regionali. Finalmente diamo a essi una prospettiva di ampio respiro, gettiamo le basi per dotarli di una governance dedicata. Abbiamo messo ordine a una stratificazione di norme che aveva ingessato i parchi, un passo importante verso la valorizzazione e una gestione solida degli enti che guardi al futuro per sviluppare le enormi potenzialità del nostro patrimonio naturale. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale al territorio e ambiente l'agrigentina Giusy Savarino dopo il via libera del Parlamento regionale alla norma proposta dall'assessorato che riforma le precedenti non più attuali disposizioni di legge sulla nomina dei vertici degli enti parco regionali. La nuova normativa prevede che la direzione venga affidata dall'assessore al territorio e ambiente attingendo all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso lo stesso assessorato,
con apposito decreto assessoriale che stabilisce le modalità e i criteri della selezione. Nelle more della formazione dell'elenco degli idonei, la direzione degli enti sarà affidata ai direttori reggenti. Per l'individuazione di tali figure, la nuova normativa elimina la necessità di rivolgere a profili dirigenziali non più esistenti tra i ruoli regionali e consentirà così di distribuire l'incarico ai dirigenti in quiescenza nel rispetto della normativa vigente. Ad Agrigento si apre finalmente un percorso di piena collaborazione tra le politiche sociali, l'associazionismo, il volontariato e il terzo settore, che avrà sicuramente ricadute sul territorio, a comunicarlo l'assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Bullo. L'assessore Marco Bullo ai servizi sociali del Comune di Agrigento ha commentato positivamente l'avvio dell'accordo di collaborazione gratuita tra il Comune di Agrigento e il CESVOP, Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di azioni di solidarietà e di cittadinanza attiva. Dopo il primo incontro che mi ha visto presente, afferma l'assessore Bullo, insieme al CESVOP presente con la consigliera Maria Concetta Venezia e altre 33 associazioni di volontariato, associazioni culturali, enti del terzo settore che svolgono la loro attività di impegno sociale e valorizzazione del territorio di Agrigento, abbiamo posto le basi per rafforzare il tessuto sociale del welfare. Non posso che essere soddisfatto per l'interesse suscitato già da subito. Siamo riusciti, continua l'assessore Bullo, a creare una rete orizzontale, una collaborazione che mira a implementare tavoli di coprogrammazione e coprogettazione, di collaborazione che promuovono il volontariato nel nostro territorio. A breve sarà costituito anche un coordinamento tecnico che supervisionerà le iniziative da portare a termine. Già nel mese di maggio avremo un secondo incontro operativo. Posso oggi affermare che ad Agrigento si è costituita una rete solida che vede il mio assessorato, continua Bullo, il CESVOP e il mondo dell'associazionismo remare in una unica direzione, creare opportunità di sviluppo nel territorio, e con questa rete di professionisti e di sensibilità possiamo fare solo bene. E oggi l'ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha aperto al traffico il nuovo viadotto Salso sulla carreggiata in direzione A19 lungo la strada statale 640, strada degli scrittori tra Agrigento e Caltanissetta, con un investimento pari a 19 milioni di euro. L'approfondimento. L'Assemblea regionale siciliana approva la nuova legge sui parchi in Sicilia che era stata proposta dall'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Con questa normativa finalmente la Sicilia avrà una sua governance. La norma approvata oggi dall'Assemblea regionale siciliana rappresenta una svolta per i parchi regionali. Finalmente diamo a essi una prospettiva di ampio respiro, gettiamo le basi per dotarli di una governance dedicata. Abbiamo messo ordine a una stratificazione di norme che aveva ingessato i parchi, un passo importante verso la valorizzazione e una gestione solida degli enti che guardi al futuro per sviluppare le enormi potenzialità del nostro patrimonio naturale. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale al territorio e ambiente l'agrigentina Giusy Savarino dopo il via libera del Parlamento regionale alla norma proposta dall'assessorato che riforma le precedenti non più attuali disposizioni di legge sulla nomina dei vertici degli enti parco regionali. La nuova normativa prevede che la direzione venga affidata dall'assessore al territorio e ambiente attingendo all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso lo stesso assessorato, con apposito decreto assessoriale che stabilisce le modalità e i criteri della selezione. Nelle more della formazione dell'elenco degli idonei, la direzione degli enti sarà affidata ai direttori reggenti. Per l'individuazione di tali figure, la nuova normativa elimina la necessità di rivolgere a profili dirigenziali non più esistenti tra i ruoli regionali e consentirà così di distribuire l'incarico ai dirigenti in quiescenza nel rispetto della normativa vigente. L'associazione consumatoria di Consum, rappresentata da Livio Suterasardo, ha fatto visita oggi al reparto pediatria dell'ospedale di Agrigento, diretto dal primario Giuseppe Gramaglia, portando dei doni pasquali ai bambini ricoverati. Il video.
Il direttore è venuto in compagnia con il primario della radioterapia, un carissimo amico mio che viene da Sciacca ormai, che è Vicenzino, e poi abbiamo il dottore Paolo Ferrara, anche lui da Sciacca, ma molto legato alla Agrigento. Che dire, è un momento di gioia, un momento che le festività della Santa Pasqua nel reparto di pediatria giornalmente vengono, diciamo, auspicate, perché ogni giorno abbiamo gruppi nuovi. Ieri è venuto Don Saverio Pittizeri, che ha portato dei regalini insieme a Don Giuseppe della parrocchia di qua di San Michele. In mattinata abbiamo avuto invece un altro gruppo che ha portato dei regali, che era la dottoressa Giuseppa con una comunità finanziaria e che è venuta a portare altri regali e che hanno fatto felici i bambini. Stamattina abbiamo la fortuna di avere voi che avete assolutamente, ma nello stesso tempo ieri mi ha telefonato il dottore Francesco Figarella, ex assessore del Comune di Agrigento, il quale si è prodigato per fare venire la Conad, infatti arrivano alle 12:30, la Conad che come sapete hanno aperto pure il Palazzo Standa, rivitalizzando il quartiere, questo quartiere che è un po' messo da parte dopo la chiusura della Standa, e hanno intenzione di portare regali ai bambini. Per ultimo mi ha chiamato poco fa il Maio di Giovani e porteranno dei libri per bambini di Agrigento, uno dei reparti di pediatria, perché a quanto pare a livello nazionale hanno fatto un progetto che devono regalare a noi del reparto di pediatria a livello nazionale alcuni libri per i bambini per intrattenerli qua. In realtà noi i libri ne abbiamo parecchi perché abbiamo una libreria del centro commerciale che ogni anno ci regala dei libri e da ormai 3-4 anni che ci regalano. Questi sono i nostri bambini con le loro mamme che a quanto pare non si annoiano perché abbiamo una bellissima ludoteca guidata dal responsabile Aurora Tappuzzo che si dedicano anima e cuore. Stamattina l'ho chiamato e ci siamo Aurora, abbiamo previsibilmente da fare. Lei si resta subito in realtà. Però la cosa più bella, devo dire, è che abbiamo il Presidente dell'Ordine dei Medici che è inaspettato perché ci siamo incontrati e il nostro direttore sanitario. Vorrei dare la parola prima al direttore sanitario e poi al Presidente dell'Ordine dei Medici. Allora, queste sono delle iniziative che sono gratitissime, magari se ne fossero per i bambini, perché la sofferenza che c'è in io l'ho fatto per tanti anni, devo fare anche oggi il direttore sanitario e faccio anche il primario delle parti del difesa, dove abbiamo persone con età superiore a una media sopra i 75 anni, quindi sono cercato anche loro che si supera il giorno hanno anche degli atteggiamenti simili a quello dei bambini e quindi però io penso che la sofferenza che si può avere nel reparto di pediatria non ha nessun paragone che ci possa essere. Il nostro reparto è un reparto, posso dirlo con grande soddisfazione, di eccellenza. Io le posso dire che questa mattina, un aneddoto che è capitato anche questa mattina, il nostro direttore generale mi ha svegliato alle 7:04 dicendo che c'era un articolo su un giornale di Agrigento, una rivista, dove lamentava delle esclusioni del nostro presidio. In particolare c'era stata una signora che doveva presentarsi qua in un reparto al giorno 15 e che l'hanno chiamata che non era possibile fare l'intervento in ospite al giorno 15 e che l'avrebbero riprogrammato di nuovo. Che là dentro parlava proprio in questo articolo dell'eccellenza della pediatria. Te lo giro perché parlava proprio dell'eccellenza della pediatria, dicendo che è un reparto di grande eccellenza condotto da un primario che è una persona di grandemente illuminato e perché ci mette il cuore, non solo la professione ma anche il cuore. Quindi che ci siano anche delle realtà
delle associazioni come l'Aglus, perché la conosco da tantissimi anni, che ormai fa parte, possiamo dire che è quasi dipendente dall'ospedale, allora, senza grana, senza soldi per il dipendente nostro dall'ospedale, ma anche tutte queste associazioni che si prodigano col cuore, possiamo dirlo col cuore veramente, a portare queste belle cose dentro l'ospedale, fa tanto piacere. E vi ringrazio a nome della direzione sanitaria, direzione generale, eccetera, di tutto quello che voi fate, perché è sempre accettato anche da noi con cuore. Grazie per sapere. Diamo la parola al Presidente dell'Ordine. Io devo dire grazie di essere stato fortunato ad avere questo incontro stamattina nel posto primario, che mi ha dato l'opportunità e anche la felicità di essere qua presente nella doppia veste, nella veste di Presidente dell'Ordine, quindi questa è la cui mission nostra è quella della salute dei cittadini e in particolare dei bambini, che sono la parte migliore della nostra società. E l'altra veste è quella di noi. Siete la gioia delle nostre famiglie e vi vogliamo subito pimpanti. Ecco, questo è il posto giusto e in particolare con questa direzione tutto il corpo sanitario. Quando parlo di medici parlo dei nostri, degli infermieri, diciamo di tutte le persone sanitarie, ma un particolare accenno vorrei fare anche volontari, perché da noi c'è uno stipendio che magari ci sostiene per fare queste cose. La vostra nasce veramente dal cuore, come diceva. Un automobilista di 52 anni fermato per un controllo a Campofranco in provincia di Caltanissetta. I carabinieri hanno notato che nella vettura c'era una donna. Una volta tranquillizzata, la stessa ha raccontato ai militari di subire da tempo condotte vessatorie da parte del compagno, il quale la sera precedente si sarebbe scagliato contro di lei, provocandole traumi per cui si era reso necessario ricorrere alle cure sanitarie. I carabinieri hanno subito denunciato l'uomo per maltrattamenti e lesioni personali. Nei suoi confronti il GIP di Caltanissetta ha disposto su richiesta della Procura l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Caltanissetta con diversi ecchimosi al volto. Richieste di finanziamento illecite con false buste paga, colpita l'associazione a delinquere con 5 misure cautelari, nel mirino gli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo. L'operazione FAC Loan è stata eseguita dalla Polizia di Stato. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Buste paga falsificate per ottenere finanziamenti, un arresto e 4 indagati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di banche e società finanziarie. Si tratta di un'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, che ha portato alla scoperta di un'organizzazione che gestiva la concessione di finanziamenti illeciti a spese di Poste Italiane, offrendo anche la possibilità di aggirare il blocco dei clienti in blacklist. In particolare, grazie a documentazione bancaria e buste paghe false, ai richiedenti, per lo più persone in situazione di difficoltà economica, veniva falsamente attestata l'esistenza di un rapporto di lavoro, così da poter avviare pratiche di finanziamento presso Poste Italiane. Le indagini erano state avviate a seguito di un esposto presentato dai responsabili dell'ufficio siciliano Fraud Management di Poste Italiane, nel quale venivano riportate una serie di anomalie nelle pratiche di finanziamenti presso gli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo. Sulla base dei primi accertamenti, la Procura di Termini Imerese ha disposto intercettazioni e perquisizioni che hanno consentito di ottenere importanti riscontri, tra cui il rinvenimento all'interno del computer di documenti contraffatti riguardanti le buste paga falsificate e copie delle pratiche illecite. In totale sono stati accertati più di 40 episodi relativi a richieste di finanziamento in frode, per le quali ciascun beneficiario è stato denunciato.
3 degli associati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, mentre per il soggetto ritenuto a capo dell'organizzazione sono stati disposti gli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale e imprenditoriale nel settore creditizio e finanziario per un anno, essendo di professione promotore finanziario. Tra gli indagati un dipendente di Poste Italiane per il quale il GIP di Termini Imerese ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale per 12 mesi. E sul femminicidio di Sara Campanella, la giovane universitaria uccisa a Messina all'uscita dalla facoltà, il legale di Stefano Argentino e il suo esecutore ne chiederà la perizia psichiatrica. L'avvocato Culcera lo ha incontrato ieri nel carcere di Gazzi, dove lo stesso è detenuto. Il servizio dei colleghi di Messina. L'avvocato di Stefano Argentino, Giuseppe Cultrera, ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Dopo aver incontrato il giovane in carcere, il legale ha descritto Argentino come un ragazzo con un disagio, probabilmente frutto di situazioni precedenti. Il legale, che ha assunto la difesa solo nei giorni scorsi, ha incontrato nelle scorse ore per la prima volta il 26enne accusato di aver accoltellato a morte, il pomeriggio del 31 marzo, all'uscita del Policlinico Universitario Sara Campanella, studentessa 22enne, collega di cui si era invaghito e che l'aveva rifiutato. Argentino, 27enne, reo confesso del delitto, avrebbe dichiarato al suo legale di essere consapevole della gravità delle sue azioni. Intanto le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell'efferato omicidio di Sara. Il coltello rinvenuto a circa 150 metri dal luogo del delitto non sarebbe l'arma utilizzata per commettere l'omicidio, come affermato dai primi esiti degli accertamenti eseguiti dai carabinieri del RIS, che avrebbe escluso la compatibilità tra le tracce di sangue trovate sull'oggetto e il suo profilo della vittima. Restano sotto analisi alcuni indumenti sequestrati a Argentino, sui quali sarebbero state rilevate tracce ematiche, ma le analisi definitive non sono ancora concluse. Il coltello trovato nei giorni successivi al delitto aveva suscitato perplessità tra gli inquirenti, che non lo avevano considerato con certezza l'arma del crimine. Al momento il vero coltello usato per colpire Sara a morte non è stato ancora ritrovato. L'autopsia sul corpo di Sara ha evidenziato 5 lesioni da taglio, con la ferita ai vasi del collo risultata fatale, causando una grave emorragia che ha portato alla sua morte in pochi minuti. Gli accertamenti sugli indumenti sequestrati nella casa di Argentino hanno rivelato tracce ematiche sia da contatto che da schizzo, e ora si dovrà verificare se si tratta di sangue appartenuto alla ragazza. Cettina Latorre, avvocato della famiglia Campanella, ha annunciato che chiederà di eseguire una comparazione tramite le immagini delle telecamere per comprendere se i vestiti macchiati di sangue siano gli stessi indossati da Argentino il giorno del delitto. Il 12 aprile sono stati nominati consulenti di parte e conferito l'incarico per le analisi sul PC e smartphone sequestrati a Stefano Argentino e sul cellulare di Sara. Cavi di rame per un valore di 100.000 euro sono stati rubati dall'impianto elettrico del depuratore di Palma di Montechiaro, che era stato sequestrato 2 settimane fa. Ad agire durante la notte è stata una banda di ladri che non ha avuto alcuna remora ad intrufolarsi in un'area di 6.000 metri quadrati dove erano stati apposti sigilli per mancanza di autorizzazione allo scarico di acque e reflue dai carabinieri del Centro Natura e Anticrimine del Comando Provinciale di Agrigento. A denunciare il furto ai militari dell'Arma è stato il funzionario comunale cui l'impianto era stato affidato in custodia. Linea alla regia per la pubblicità. Come aiutare i tossicodipendenti dal crack? Le istituzioni all'ascolto dei genitori. Un significativo incontro oggi nell'aula magna della Corte d'Appello del Tribunale di Palermo. I colleghi. Un fenomeno per troppi anni poco attenzionato. Per niente attenzionato, io direi, perché dire poco, insomma, dobbiamo dire che c'è tantissimo rumore, tanto, ma tutto rimane in zona grigia. Ed ecco perché oggi noi ci troviamo in un tribunale. Magari qualcuno si porrà questa domanda: perché in un tribunale? L'idea nasce già da un esperimento fatto in un piccolo tribunale della provincia di Caltanissetta, piccolo grande, il tribunale di Gela,
il presidente Leone insieme al dottore Lauria, alla magistrata Veronica Vaccaro che non c'è più. Allora, per far comunicare, per fare rete con i servizi che non dialogavano, come in tanti casi purtroppo, misero su questa rete dove io in quel tempo mi trovai dentro con i problemi di mio figlio e tutto fu molto più semplice rispetto a quello che vedo che le madri devono vivere in solitudine, in completa solitudine oggi, perché noi siamo ancora oggi degli invisibili ed è quindi questo quello che vogliamo in questo tribunale dove si parla di giustizia e verità. Ancora vogliamo dire e denunciare che noi non siamo attenzionati da nessuno e neanche i nostri figli. Io sono la mamma di un giovane che ho accolto circa 9 anni fa insieme a tutta la mia famiglia, un ragazzo appunto che viene dall'Africa, che con tanto amore abbiamo accolto a casa e lo abbiamo amato come un figlio. Per noi è un figlio a tutti gli effetti e purtroppo soffre di alcune forme di dipendenza che ci hanno costretti proprio per salvarlo, per tirarlo fuori da questo inferno dove ci aveva anche coinvolto tutti, rischiando perché comunque aveva dei comportamenti che andava fuori controllo. Purtroppo siamo dovuti arrivare a denunciarlo. Questa è un'iniziativa che nasce soprattutto per ascoltare i genitori dei ragazzi tossicodipendenti da crack. Sono spesso storie di grande solitudine, di disperazione. È giusto creare una rete istituzionale in grado di garantire a questi ragazzi e anche ai loro genitori non solo il diritto alle cure e alla salute, ma anche il diritto ad una vita dignitosa e il diritto alla speranza nel futuro. Questo un po' è il senso di questa iniziativa. Il crack fa paura a tante famiglie. Il crack è uno strumento di morte fra i più seri e pericolosi con i quali in questo momento abbiamo a che fare. Abbiamo avuto morti, continueremo ad avere ragazzi giovani distrutti se non riusciremo a sradicare in maniera forte la presenza di questa droga nei circuiti cittadini. A Ballarò stanno crescendo gli assuntori di crack? Certamente che stanno crescendo perché ormai il crack ha preso possesso, diciamo, attraverso questo marketing della mafia che ha considerato il crack come una droga vantaggiosissima dal punto di vista economico. E una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,8 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di ieri, nella notte nel Mar Ionio meridionale ed è stata avvertita anche in Sicilia. Il servizio dei colleghi di Catania. Il sisma sul territorio siciliano e calabrese ovviamente ha creato tantissimo allarmismo e paura sulla cittadinanza. Ieri in concomitanza era stata diramata un'allerta della protezione civile in tantissime regioni d'Italia per quanto riguarda il forte vento ed eventuali nubifragi improvvisi e di conseguenza anche questo evento ha creato ulteriore allarmismo. Questo significa che nel territorio nazionale si deve investire sulla prevenzione e messa in sicurezza. Come organizzazione sindacale, Fisi Vigili del Fuoco, sicuramente chiederemo al Dipartimento, alla politica e alla nostra amministrazione di investire sui Vigili del Fuoco stessi, con lo smaltimento delle graduatorie, con apertura di nuove sedi di servizio, con incentivi maggiori per i nuclei nautici e sommozzatori, perché ricordiamo che tutte le categorie dei vigili del fuoco, specialisti e operativi generici, sono indispensabili per il nostro territorio. Il nostro territorio che quotidianamente è investito da eventi climatici che creano grosse difficoltà. Pertanto il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e la messa in sicurezza del nostro territorio deve essere di principale importanza. Pertanto non si deve risparmiare e noi come organizzazione sindacale staremo sempre sul pezzo per far sì che ciò avvenga. Anche l'imprenditrice agrigentina Gabriella Cucchiara, tra le protagoniste della mostra Made in Italy, impresa al femminile,
inaugurata a Roma nell'ambito delle celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale del Made in Italy 2025. La mostra, promossa dal ministro Urso, è un tributo a 100 donne imprenditrici che con visione, coraggio e determinazione si sono affermate nel proprio settore contribuendo allo sviluppo economico e sociale. Gabriella Cucchiara è presidente provinciale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confeccio Agrigento. Il presidente provinciale di Confcommercio Giuseppe Caruana le rivolge le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto. Presentato oggi all'Ars il programma Muoviti 2025 in Sicilia, da maggio a luglio il vortice dinamico di eventi attraverserà il territorio etneo e le spiagge di Mondello, Sciacca, Ustica e Taormina, sempre i colleghi di Palermo. Presentata all'Ars Muoviti 2025 in Sicilia, con un fitto programma di eventi organizzati da Palestre Body Studio di Palermo e da 02 Sport Club di Paternò, con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, del CONI e dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo. Nuove location, discipline sportive multi-target, obiettivi mirati alla prevenzione primaria e secondaria. Un evento che attraverserà il territorio etneo e le spiagge di Mondello, Sciacca, Ustica e Taormina. Riteniamo che mensana in corpore sano non sia soltanto una locuzione, ma sia veramente quello che deve essere un binomio per cercare di portare avanti anche quello che è un ragionamento legato alla salute mentale. Lo sport non è soltanto l'attività fisica, ma è anche un riuscire a scaricarsi e tanto altro. Lo sport è vita e per chi fa delle attività magari lo comprende molto più rispetto a chi conduce una vita sedentaria, quindi sosteniamo con forza questa iniziativa. Tra l'altro un'iniziativa, se non ricordo male, che si distribuisce tra la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale, e questa, diciamo, è la nostra visione, una visione che ingloba tutta la regione, non soltanto dei piccoli territori. Muoviti nasce nel 2017, sono passati 8 anni dalla nostra nascita, abbiamo fatto 14 edizioni, solamente quest'anno ne avremo altre 6, la proiezione è continuare a girare la Sicilia. Quest'anno ci troveremo sparsi in tutta la Sicilia, Palermo, Ustica, Catania, e abbiamo un target molto ampio, dai ragazzi di 9 anni fino ad atleti che ci seguono di 90 anni allenandosi con noi, e il nostro obiettivo è uscire anche dalla regione Sicilia e aumentare sempre di più i nostri numeri. Prevenzione e divertimento. Tramite lo sport riusciamo a prevenire diverse malattie metaboliche e a divertirci, e quindi a rilassare anche la nostra testa dopo uno stress lavorativo quotidiano. Le palestre della salute stanno nascendo a poco proprio per aiutare la gente ad attivarsi fisicamente e, come dicevo prima, a prevenire diverse malattie. L'attività fisica e quindi lo sport incide tra il 20 e il 30%, quindi ci sono alcuni tumori che con una buona attività fisica li possiamo ridurre dal 20 al 30%, e tra questi troviamo il tumore della mammella, il tumore dell'endometrio, il tumore della prostata, del colon retto. Sono tumori particolari perché la maggior parte di questi pazienti, in particolare per mammella e per endometrio, hanno un fattore di rischio importante che è l'obesità. Quindi dobbiamo lavorare in sinergia affinché queste persone riescano a fare un'attività fisica adeguata, e quindi lavorare insieme ai personal trainer, ai fisioterapisti, agli oncologi, e quindi un gruppo multidisciplinare. E il 22 aprile prossimo si celebra l'Earth Day, la giornata mondiale della Terra, il nostro servizio. Il prossimo 22 aprile si celebra l'Earth Day, la giornata mondiale della Terra. Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a 1 miliardo di persone in 192 paesi del mondo. Le Nazioni Unite celebrano l'Earth Day ogni anno, 1 mese e 2 giorni dopo l'equinozio di primavera, cioè il 22 aprile. La via della felicità è una guida al buonsenso laica che dà 21 consigli per una vita migliore nel rispetto di se stessi e degli altri. Tra questi, il capitolo che vi proponiamo
suggerisce, protegge e migliora il tuo ambiente. Aiuta ad aver cura del pianeta. L'idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura può sembrare esagerata e a qualcuno piuttosto irreale. Ma al giorno d'oggi ciò che accade dall'altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua. Recenti scoperte fatte servendosi di sonde spaziali inviate su Venere hanno mostrato che il nostro pianeta potrebbe deteriorarsi al punto da non permettere più la vita. E forse potrebbe avvenire proprio nell'arco di questa generazione. Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l'atmosfera, e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire. Qualcuno potrebbe chiedere, e anche se fosse vero, che cosa posso farci io? Beh, se anche non si facesse altro che disapprovare quelli che con le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare che è negativo distruggere il pianeta ed a comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa. La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. La sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, i pericoli di incendio nelle boscaglie. Non è necessario peggiorarle. Anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa. In alcuni paesi, i vecchi ed i disoccupati non se ne stanno con le mani in mano, in uno stato di abbattimento. Curano i giardini, i parchi ed i boschi, ripulendoli dai rifiuti, e aggiungono un po' di bellezza al mondo. Le risorse per aver cura del pianeta non mancano, ma sono in gran parte ignorate. Si può osservare che il corpo di conservazione civile negli Stati Uniti, organizzato negli anni 30 per assorbire le energie di lavoro degli ufficiali e dei giovani disoccupati, fu uno dei pochi progetti, se non l'unico, in quel periodo di recessione, che creò più ricchezza per lo Stato di quanto ne avesse spesa. Rimboscò varie aree e fece altre cose di valore per la cura della parte statunitense del pianeta. Ora il corpo di conservazione civile non esiste più. Si potrebbe anche solo esprimere la propria opinione sulla validità di tali progetti e sostenere i rappresentanti politici e le organizzazioni che portano avanti la difesa dell'ambiente. La tecnologia non manca, ma la tecnologia e la sua applicazione richiedono denaro. Il denaro è disponibile quando si seguono linee di condotta sensate e che non puniscano tutti. E tali linee di condotta esistono. Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l'impegno personale, si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L'uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto, è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l'ambiente, la via della felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre. Per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia
alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.